Oggi vi diamo il nostro buongiorno, anzi un po' fresco buongiorno, da Malgazeledria. Ci troviamo a pochi chilometri da Madonna di Campiglio, all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. La nostra escursione parte da Malgazeledria, dove ci troviamo ora, passiamo per il rifugio Prada Lago, per proseguire verso il rifugio Lago delle Malghette. Lì probabilmente faremo anche un giretto attorno al lago. Proseguiamo sul sentiero 265 verso Malgavigo per poi fare ritorno al nostro punto di partenza. Iniziamo ora il nostro trekking sul sentiero 265. Con una semplice camminata di circa un'oretta siamo giunti al rifugio Prada Lago. Vicino si trova anche l'omonimo laghetto. Ora noi continuiamo verso il rifugio Lago delle Malghette. Ed eccoci arrivati al rifugio Lago delle Malghette, con l'omonimo laghetto. Il tutto è racchiuso in una fantastica cornice di coloratissimi larici, davvero uno spettacolo. Ora facciamo il giro del lago, cerchiamo un bel posto tranquillo e al sole dove poter mangiare. Bene, lasciamo questo posto meraviglioso e ci dirigiamo verso Malga di Vigo, il sentiero è sempre il 265. Oltrepassata la Malga di Vigo, a questo incrocio noi seguiamo l'indicazione Campo Carlo Magno per dirigerci verso il parcheggio. Ed eccoci nuovamente arrivati al parcheggio. E qui si conclude il trekking di oggi. Il giro è stato facile, semplice, panoramico sul gruppo del Brenta. È un giro che si può fare anche in autunno. Qui vi salutiamo e come sempre, alla prossima!